stato fatto in questo anno così difficile. Sulla base di questa brevissima considerazione io ho accettato immediatamente l'invito che mi è venuto dalla Presidente Paita, dalla mia amica Raffaella Paita, di partire da qui nell'attivazione della mia delega, perché io credo che i segnali sono importanti. In politica è sbagliato parlare solo con i segnali, perché quello significa consegnarsi alla propaganda, ma parlare con i segnali giusti, partendo da luoghi che rappresentano un po' anche il simbolo di quello che noi siamo stati e di quello che dobbiamo essere, io credo che è un fatto importante. Oltre, non lo richiamo quello che sta nel passato di ognuno di noi, e credo che abbiamo, proprio grazie alla collaborazione, alla capacità di superare anche le differenze, le differenti appartenenze, la collaborazione io credo che ha dato frutti positivi, e penso che questo territorio, a partire dalle istituzioni, dal mondo imprenditoriale, dal mondo sindacale, ha avuto la capacità di mettersi insieme e di immaginare, quindi di avere una visione per il territorio. E questo a me faceva molto piacere venire qui e considerarlo ancora una volta di persona, ma questo, come dire, è quello che abbiamo fatto. Ora siamo stimolati a fare, e a fare ancora di più e a fare meglio. Come approccio l'esercizio della mia delega? Io ve lo dico a voi come l'ho detto al ministro Giovannini. Ognuno di noi ha delle profonde convinzioni. Io ne ho una, che mi sono portata appresso nella mia vita e continuerà a portarmi per tutta l'esperienza che ancora ho da fare. Uno, quello di costruire relazioni, di mettere insieme una rete che deve superare appunto le differenze. Anche in questa visita, come vedete, come potrete vedere, abbiamo fatto davvero quello che si deve fare quando si rappresentano le istituzioni, coinvolto tutti. La mia consuetudine di relazione con Lella Paita è di antica data, di amicizia e di stima anche dal punto di vista proprio istituzionale, ma con tanti di voi, con sindaci con i quali abbiamo collaborato, con il senatore Ripamonti, con il quale siamo stati insieme prima che io arrivassi all'esperienza di governo nella Commissione Industria e Attività Produttive del Senato, così come abbiamo coinvolto anche altre esperienze istituzionali, per esempio la sottosegretaria Nisini per quanto riguarda un pezzo che affronteremo e che è stato già richiamato per alcuni aspetti. Questo è un modo che io penso è importante per lavorare e per lavorare bene. L'altra è la mia profonda convinzione che quando si parla bisogna avere il senso delle parole e dare il giusto significato alle parole che si usano. Io sono tifosa, non convinta, sono tifosa della sostenibilità, ma la parola sostenibilità deve essere coniugata in modo completo. Sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica. Se noi utilizziamo solo sostenibilità ambientale, io ve lo dico all'ingrosso, credo che noi ci consegniamo a qualcosa che si chiama propaganda e irresponsabilità verso gli altri. Della serie, io utilizzo i termini, poi qualcuno viene dopo di me e raccoglierà un'eredità che è fatta di niente, ma magari di tante belle parole. Io penso invece che noi siamo chiamati, a maggior ragione dopo l'anno che abbiamo alle spalle, ad avere un grande rigore, ad essere chiamati ad avere un comportamento di grande rigore nella nostra azione. Allora io dico, in quale luogo migliore di questo noi possiamo rendere chiaro che cosa significa sostenibilità? Come si lavora per modificare, perché il cambiamento non ci deve fare paura, ma dobbiamo essere capaci di sfidarci insieme. E questo è un po' quello che io chiedo a voi in questa esperienza che mi appresto a portare avanti per le deleghe che mi competono. Non timori reverenziali tra di noi, dove facciamo tante belle passeggiate, spesso anche ipocrite, dove non ci diciamo le cose e poi tutto continua ad andare avanti. Noi dobbiamo parlare un linguaggio
coraggio e di verità. Abbiamo un'occasione importantissima che è rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma quel piano non è tutto, è un pezzo. Sicuramente è una grande opportunità che noi dobbiamo utilizzare e dobbiamo utilizzare al meglio, ma non dobbiamo per questo cullarci che c'è il piano e quindi tutto è risolto. Noi dobbiamo pensare anche a come programmare e utilizzare le altre risorse, come fare anche su questo sistema. E questa è una sfida che dobbiamo portare avanti, perché nessuno basta, nessuno era preparato, nessuno, anche quelli che vi dicono di essere dei campioni su tutto, nessuno era preparato ad affrontare quella situazione che noi abbiamo adesso davanti da governare. Dico da governare perché ognuno di noi che ha una funzione di rappresentanza deve governare dei processi. Se questi processi li governiamo insieme, come stiamo cercando di fare anche tra governo e Parlamento, questa è una maggioranza complicata, ma è anche una maggioranza che ci può mettere in condizione di osare un po' di più rispetto a esperienze anche passate. Allora noi dobbiamo avere a mente questo anche nel momento in cui progettiamo e nel momento in cui ci spendiamo per le battaglie che riteniamo di dover portare avanti. Sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica. Senza la sostenibilità economica non c'è la sostenibilità sociale, perché non si distribuisce ricchezza se si produce povertà, detto molto banalmente. Senza la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale, non c'è la sostenibilità ambientale, perché se un'impresa non è in grado di produrre ricchezza e di fare investimenti, è evidente, che bene che vada, avrai l'abbandono. In qualsiasi settore un'opera, a maggior ragione in settori importanti e delicati come questi. Quindi la sfida che noi dobbiamo portare avanti è l'alleanza che io chiedo a chi sta nel governo, al Parlamento, ma anche alle forze sociali, alle forze imprenditoriali, alle istituzioni in modo diffuso nel territorio, è questo. Nel momento in cui noi individuiamo progetti che corrispondono a questa tipologia, allora lì pancia a terra e lavoro senza sosta, perché non abbiamo moltissimo tempo, ma il tempo che abbiamo lo dobbiamo impegnare e lo dobbiamo impegnare molto bene. Io credo che nel PNRR sono stati richiamati, quindi non sto io qui a richiamarli, ci sono delle opere importanti, delle opere sulle quali noi dobbiamo stare in campo e dobbiamo stare in campo con tutte le nostre energie, perché non è che si dice se noi non andiamo avanti noi ritorniamo i soldi in Europa. No, se noi non andiamo avanti e non andiamo avanti nei tempi dati, i soldi non arrivano. E se i soldi non arrivano, noi non corrispondiamo a quella necessità che mi permettevo di richiamare prima. E dentro questo, che cosa ha priorità? Ha priorità sicuramente la progettazione di qualità, la capacità di investire, la capacità di generare lavoro, perché le emergenze che noi abbiamo, in alcune realtà del Paese di più, in altre di meno, ma complessivamente in tutto il Paese l'emergenza che noi abbiamo è quella di creare lavoro e di creare lavoro di qualità, di creare le condizioni perché chi esce da una filiera produttiva, perché magari è superata, perché non ci sono più le condizioni che si immaginava di avere solo qualche anno fa, deve poter transitare dentro una nuova filiera, e questo è quello che dobbiamo fare noi anche attraverso la formazione. Ma l'esigenza che noi abbiamo è quella di creare lavoro, di generare produttività e redditività degli investimenti che vengono fatti, e le infrastrutture sono sicuramente un terreno formidabile di confronto e di iniziativa e di sostegno per il lavoro che ci aspetta, che noi dobbiamo fare. Quando parliamo di infrastrutture parliamo di territorio, parliamo di ricucitura anche di tante lacerazioni che ci sono state nel territorio, parliamo di ricchezza, parliamo di turismo, parliamo di mobilità delle persone e delle merci. Io vi dico come ho incominciato a lavorare in queste settimane, Lella mi è stata di grande supporto anche nel costruire un'agenda dove abbiamo incominciato ad incontrare tutti i soggetti, tutti quelli che ci hanno chiesto e altri che abbiamo chiamato noi per dire: voglio capire voi che cosa avete in testa, come pensate che
lo Stato, in questo caso una funzione di governo, possa essere utile all'idea che dobbiamo mettere in campo. Allora, su questo io penso che noi dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, e lo sforzo che io vi chiedo è questo. Oggi ci siamo incontrati, abbiamo fatto questo primo passaggio, i progetti più importanti voi li conoscete, sapete che stiamo lavorando. Io ho chiamato tutti i commissari, ieri ho fatto l'ultimo incontro perché, avendo la delega anche ai commissari delle opere che sono state commissariate delle ferrovie, ho chiamato l'ultimo che ho incontrato ieri e il commissario Cocchetti, e a tutti i commissari ho detto: voi dovete sapere che io sono una persona tignosa, non è che farò passare 6 mesi, tra un mese io con voi voglio rivedermi e rivedere il cronoprogramma, perché noi dobbiamo andare avanti in questo modo, e dove ci sono delle criticità dobbiamo lavorare per la semplificazione. Questo è un lavoro che tutto il governo sta facendo e lo dobbiamo fare con coraggio, più coraggio di quanto non si è avuto in passato. Ma insieme alla semplificazione che deve stare in un testo, poi c'è anche la semplificazione dei comportamenti delle persone, perché si possono avere tante norme, ma quando si agisce con la logica della zecca carbugli, tu puoi fare le norme migliori di questo mondo, ma rischi comunque che un progetto alla fine rimane non applicato. Allora, come si può evitare questo, laddove ci dovessero essere questi rischi? Con il confronto diretto, con un rapporto con chi sta in prima linea, con chi ti può segnalare, e poi nell'autonomia del decisore politico essere, diciamo, coerenti nel portare avanti o meno determinati comportamenti, anche le battaglie quando è necessario di farlo. Ho incontrato, diciamo, dei commissari che mi sono sembrati davvero molto motivati e impegnati a dare anche loro, a viverla come una sfida anche dal punto di vista professionale, quella di portare in porto le opere delle quali hanno questa responsabilità. Ma è chiaro che non tutto quello che noi dobbiamo fare sta dentro le opere che sono state commissariate. Altre opere, le richiamava la Presidente Paita prima, devono essere individuate dal Parlamento e dal Governo per avere altre opere commissariate laddove si ritiene che c'è emergenza e urgenza. Su questo è un lavoro importante che dobbiamo fare rapidamente. Per quello che sta nel vostro territorio io vi continuo, diciamo, a ribadire, se è necessario segnalare con le modalità che voi volete, formali, informali, noi, come dire, su questo dobbiamo necessariamente impegnarci e andare avanti rapidamente. Su una questione che veniva posta, che era quella della funivia, delle funivie c'è un tema che sicuramente, diciamo, è quello del commissariamento. Io vi dico subito che su questo ho chiesto al Ministro Giovannini di agire rapidamente per quanto riguarda il commissariamento, perché ho parlato con la dottoressa De Mattesi, che ha seguito il tavolo, che è seguito un tavolo su quello che bisogna accelerare per cercare di dare le risposte che insieme dobbiamo costruire, che sono anche dal punto di vista industriale, che attengono anche al coinvolgimento di altre amministrazioni. Ma per quello che riguarda noi dobbiamo fare la nostra parte, vivendo, diciamo, anche in modo collegiale questa questione. Non ci dobbiamo formalizzare questo ministero o quell'altro ministero, tutti i ministeri devono collaborare, perché se non si fa rete si risolve una parte e si intoppa dall'altra, e questo non porta a nessun risultato. E per quanto riguarda i lavoratori, credo che poi faremo un passaggio con le organizzazioni sindacali, ma anche su questo, come dire, sulla base delle riflessioni che sono state fatte nel territorio e le sollecitazioni che sono arrivate, ci siamo attivati per vedere come individuare lo strumento migliore e più utile per dare anche un minimo di tranquillità, perché è evidente che meno tensioni si generano nel territorio, e in questo caso sarebbero tensioni giustificate perché le persone non sono responsabili della situazione che si è determinata e dei tempi, diciamo, necessari. Quindi dobbiamo individuare rapidamente una soluzione, ma questo, diciamo, credo che l'affrontiamo tra qualche minuto direttamente con le organizzazioni. Ho voluto richiamarlo per dire abbiamo l'attenzione complessivamente sulle questioni, perché poi quando parliamo di collaborazione parliamo anche di un territorio che deve gestire in modo armonico, dove nessuno deve sentirsi escluso dalla sfida e dove nessuno deve essere penalizzato
per responsabilità che ovviamente non ha. Io mi fermerei qui se non ci sono, diciamo, altre questioni, e invitandovi ancora una volta, visto che oggi ci siamo guardati in faccia, abbiamo avuto la possibilità, se non di stringerci la mano, almeno, diciamo, di farci un saluto, di utilizzare le funzioni che devono essere al servizio della soluzione dei problemi, e per quanto mi riguarda sicuramente sappiate che non mi creerò nessuno scrupolo quando riterrò necessario di alzare il telefono, di chiamarvi, perché il confronto, l'approfondimento, la conoscenza e lo stimolo reciproco io credo che è la migliore medicina per far marciare le cose che abbiamo insieme l'obiettivo di far marciare.